prima domanda è, abbiamo letto dappertutto di questo incremento forte di costi. A me vengono due dubbi, sarà pur vero, ma è vero per tutte le sostanze che utilizziamo nel frumento tenero e soprattutto, poi le chiederò, se i costi aumentano in una situazione di crisi nera come questa, poi ve li pagano? A lei la parola. Vabbè, allora, intanto grazie per l'invito da parte del produttore di sementi polesani e per l'ospitalità di Osi Bianca. Allora, io sono Omar Cecconello, mi occupo appunto della parte dei fertilizzanti per EDF, gruppo Almagra Fertilizzanti. Allora, è una situazione geopolitica in questo momento abbastanza diciamo problematica, specialmente perché il mercato dei fertilizzanti è basato, perlomeno per l'Italia, è basato soprattutto sulle esportazioni. Cioè noi importiamo come paese, quindi subiamo tutto quello che è il mercato e i relativi aumenti, soprattutto il costo energetico delle produzioni e i trasporti. I trasporti ci creano una problematica maggiore perché ovviamente tutto quello che è il comparto energetico che ruota attorno al mercato del gas, al mercato del petrolio, e essendo poi anche il gas un elemento molto impiegato per la, diciamo, per la reazione chimica per la produzione dell'ammoniaca e conseguentemente per l'urea, è ovviamente una condizione sine qua non che determina un aumento del costo. Cosa è possibile fare per cercare di calmierare questi costi? Allora, la calmierazione dal punto di vista diciamo, economico mondiale diventa la parte di chi le subisce. Noi a nostra volta subiamo quella che è diciamo, il carattere anche speculativo che ci può stare dietro la materia prima, che non governiamo noi. In questo caso qua, lo stretto di Hormuz, con la situazione che c'è in Iran e in paesi limitrofi, chiaramente ci sta limitando, soprattutto sui costi energetici. Ecco, lei segue la parte commerciale o quella tecnica? Adesso faccio sia la parte commerciale che anche la parte tecnica in condivisione. È stato un aumento generale, diciamo, oppure riguardo ovviamente alla nostra filiera, specificamente al tenero, ci sono delle differenze di ricaduta? Allora, il maggior aumento è stato collegato soprattutto con l'urea, in particolare urea ed ammoniaca. La ripercussione a livello di costi sulla materia di utilizzo è legata non solo sulla produzione, che comunque ha dato un aumento quasi del 50% in alcuni momenti, adesso è abbastanza stabilizzata, però non ci sono settori di un riequilibrio. Adesso momentaneamente stazionario, sembra che non ci siano particolari altri movimenti, ma sicuramente questi forti aumenti determinano una problematica, perché anche l'aumento del costo produttivo in Italia, soprattutto dei grani, crea delle difficoltà non da poco. Infatti bisogna andare in cerca di prodotti o di comunque elementi minerali che diano soprattutto due caratteristiche fondamentali: una maggiore efficienza di assorbimento, e quindi dobbiamo lavorare anche con gli inibitori in questo caso. Seconda cosa, sfruttare di più le microconcimazioni, cioè apportare le unità fertilizzanti con più interventi. Parallelamente però dobbiamo anche capire, e anche le aziende stesse lo sanno, nel momento in cui intervengono nella concimazione devono anche razionalizzare i passaggi. Chiaro. Perché più passaggi, più costi hai, quindi... in questo periodo hanno razionalizzato quasi anche troppo, perché qualcuno si è proprio astenuto. Esatto, allora c'è anche una problematica, ma questo posso capire anche dovuto anche al mercato poi della quotazione della materia finale, prima che poi viene raccolto, il prodotto raccolto, e devono avere delle caratteristiche fisico e organolettiche. Fino a che punto uno può stressare i conti in un senso o nell'altro, cioè abbassare la nutrizione o non semina proprio a quel punto? Allora, la nutrizione è una componente fondamentale tanto quanto la difesa. È chiaro che se io, e i colleghi lo sanno benissimo, se io cerco di favorire la difesa ma mi dimentico della parte nutrizionale, mancando la parte nutrizionale anche quella minima, non arrivo ad avere una PLV tale che mi soddisfa per poter pensare di continuare a produrre. In questo caso qua l'efficienza va migliorata sia nel comparto del fertilizzante sia nel comparto della difesa.
quindi è sempre un andare avanti a braccetto, difesa e nutrizione. Dimenticare la nutrizione significherebbe già da via zoppati. Dopo questa tempesta che, l'abbiamo letto, l'abbiamo anche scritto, durerà a lungo, perché gli effetti di questo tipo di fenomeni non sono stagionali, non è che se riapre Hormuz domani il prezzo dei fertilizzanti precipita. Cosa ne pensa? Roberto Bonotto di Fomet, rappresento la direzione commerciale, ma sono sostanzialmente cresciuto nell'azienda, quindi conosco anche molto bene la parte produttiva e anche tecnica, anche perché la formazione tecnica è quella che mi ha fatto crescere. Non so, insomma, se tutti quanti sapete, Fomet è un'azienda nella provincia di Verona che produce e pone in commercio nutrizione, quindi fertilizzanti. Diciamo che il core business è sempre stato il mondo organico, quindi, e poi da quello si sono sviluppate tutta una serie di ulteriori proposte, minerali e via dicendo. Allora, mi aggancio a quanto ha detto il collega, che ovviamente condivido la situazione, non è semplice, quindi coloro che operano nel mondo dei mezzi tecnici devono riuscire a gestire queste turbolenze, no? Che sono di vario tipo, perché sono sulle materie prime, ma sono appunto sull'energia, ma pensiamo anche a cosa sta succedendo sul costo, che poi insomma è tutto collegato anche a tutte le problematiche relative ai trasporti, che non è solo una questione di costo del trasporto, ma anche di come si stanno organizzando. Poi c'è anche un tema di approvvigionamento, perché di approvvigionamento, non è averla. Sì, poi io lo vedo molto bene negli ultimi 3-4 anni, la polverizzazione degli ordini e quindi la complessità poi di riuscire a dare un servizio adeguato, e questi sono ulteriori costi che si generano. Sto al tema. Allora, vorrei stare abbastanza preciso, cioè non essere troppo generico. Fomet, perché se devo parlare del mondo forse non sono neanche la persona adeguata. Fomet ha una caratteristica, non è ovviamente l'unica azienda, però è un'azienda che produce, cioè è un'azienda che ha un bacino di raccolta delle sostanze organiche tutto sommato abbastanza locale, quindi siamo tra Verona, Mantova, Padova, ci spostiamo ogni tanto anche un po' più lontano, ma mediamente siamo in quest'area. E conseguentemente uno degli aspetti che secondo me possono aiutare la Fomet e quindi la clientela a cui noi ci rivolgiamo è quello di puntare in stagioni come queste a prodotti che hanno origini locali, ok? Quindi con materie prime prevalentemente locali. Così sappiamo di averli in sostanza. Sappiamo di averli, diciamo che siamo meno condizionati dalle problematiche di importazione di cui è stato fatto cenno e insomma di cui tutti quanti voi sapete. Ovvio che insomma i costi energetici di lavorazione ci sono, perché sono aumentati sì, però diciamo che l'impatto è forse è minore, ed inoltre essendo un'azienda che produce, ne parlavo anche prima con qualche collega, abbiamo magazzini, quindi i magazzini aiutano a fare la media, no, di tante cose. Allora non per forza dalla mattina alla sera il mio prodotto aumenta del 40%, ma cerco di gestire queste situazioni. È la soluzione? No, in assoluto, è uno strumento. Quindi, ripeto, voglio essere preciso, coltura del cereale che sta soffrendo il mercato, non solo quella, ma di quella stiamo parlando. Noi la campagna 2025-2026 e probabilmente anche la 2026-2027 cercheremo di focalizzare le nostre proposte su prodotti organici e organominerali, perché subiscono meno la problematica che invece è tipica dei concimi minerali. Poi casomai approfondiamo qualcosa, però. Sì, poi dovremo parlare dei sostituti dell'urea
in vista Sì, del 28. quindi chiudo, lascio la parola ai colleghi, è chiaro che non è la Fomete o il signor X azienda che è quello che risolve il problema se il frumento costa 20 euro, 23 o 24, 25, quello lo fanno i mercati. Però c'è un concetto a me caro e che noi anche come Fome cerchiamo di portare sempre avanti. Credo sia sbagliato dire siccome non guadagno allora non faccio, cioè il non fare è un errore, perché è un cerchio che si riavvolge su se stesso, produrrò sempre meno, e al di là del grano c'è anche il tema del terreno, perché il grano rende bene attraverso tutta una serie di aspetti, ma il terreno deve funzionare, e se un terreno si impoverisce o si deperisce non lo recupero poi in anche quello a un lungo periodo, diciamo. Assolutamente sì. Quindi chiudo, dobbiamo fare, si tratta di capire che cosa e come. Via che mercato, assolutamente. Avete un buon magazzino, siamo tranquilli. Quanto vi costa questa congiuntura? Forse meno che ad altri. Inquadriamo anche la vostra. Mi ritrovo abbastanza con quello che ha detto il collega poco fa, nel senso che siamo anche noi un'azienda di produzione di, in gran parte di fitosanità, di agrofarmaci, ma anche molti diciamo prodotti nutrienti, agronutrienti speciali, però la vostra differenza è un pochino più sull'ambito della biostimolazione di prodotti speciali. E dal punto di vista energetico significa un bilancio diverso? Sì, diverso nel senso che noi non siamo un'azienda energivora, ma molto diverso da cosa che ho sentito precedentemente. Pertanto subiamo degli aumenti di costi importanti sulla parte più degli approvvigionamenti dei costi che aumentano, anche se, devo dire, onestamente, essendo un'azienda molto strutturata, noi ci portiamo diciamo, con parecchio anticipo le materie prime in casa, e quindi dobbiamo solamente fare delle visto che stiamo vendendo anche parecchio, magari abbiamo fatto dobbiamo fare qualche aggiustamento, per cui chiaramente qualche acquisto c'è anche in questa stagione. Lo stiamo subendo, ma relativamente. Per questo voglio dire. Quindi non siamo aziende energivore, siamo un'azienda che diciamo riesce diciamo, a tenere buoni. Ci sono però alcuni elementi nell'ambito del resto, ci sono chiaramente c'è qualche eccezione, ecco. Visto che non è il nostro, oggi dovremmo parlare più di nutrizione che di nutrizione speciale, però visto che facciamo anche tanto agrofarmaci come la collega di Corteva qui vicino, diciamo abbiamo dei componenti, per esempio il rame, ne faccio uno come esempio. Questo è sempre stato storicamente una materia prima che segue lo stock exchange del mercato, e dove siamo in una situazione molto alta in questo momento. E poi c'è anche il MAP che utilizziamo in alcune formulazioni insieme a un prodotto insetticida, e quello ci dà qualche preoccupazione, ma più in una, diciamo, ripeto, non è tanto adesso ci siamo portati già i principi in casa da parecchio tempo, stiamo guardando più con preoccupazione quello che potrà avvenire a settembre. Cosa potrà avvenire a settembre? E io non ho la palla. No, però volevo chiederle una cosa: che effetto fa in un mondo che negli ultimi 20 anni ha corso verso una totale globalizzazione e soprattutto una delocalizzazione delle nostre delle produzioni? Più che una delocalizzazione siamo affidati in approvvigionamento ad altri paesi. Che effetto fa continuare a produrre effettuare questo tipo di produzioni in Italia? Cioè, è una fissazione, i margini sicuramente li fate perché siete ancora aperti, la famiglia Dubini è contenta, però intendo dire è un po' antistorico per un certo verso. Noi abbiamo sempre creduto che non abbiamo mai delocalizzato nulla, abbiamo mantenuto e anzi ampliato notevolmente lo stabilimento di Caravaggio a sud di Bergamo, e crediamo moltissimo nella nostra produzione, proprio è un know-how ed è un qualcosa, un plus
e per i clienti che non siamo solamente noi, ma sono anche, noi facciamo moltissimo conto del sisma e quindi anche diciamo, le aziende che poi ci troviamo come competitor sul mercato nazionale è una fortuna il fatto che è un orgoglio per noi avere uno stabilimento di produzione e vediamo che i dati sono molto in crescita, quindi vuol dire che tutto sommato anche se costa si può fare, problematiche ce ne sono perché anche la manodopera non è semplice, ci sono settori più attraenti e quindi vanno verso il farmaceutico le persone sto parlando di persone a livello di stabilimento ovviamente, di forza lavoro in stabilimento sono più attratte su altri settori. Questo è un tema importante, stiamo facendo tanto investimento anche come associazione, io faccio parte di Agrofarma e stiamo puntando molto sul tema education, dobbiamo passare dei messaggi molto più positivi all'esterno rispetto a... e lo stiamo facendo, abbiamo negli ultimi anni investito molto su questo tema dell'education, sia come azienda ma anche spesso molto come associazione. Grazie Domini, e dall'azienda di famiglia locale, non è proprio un'aziendina, anche se è di famiglia, passiamo alla multinazionale. Ci risponda, ma come facciamo a tornare i conti? Voi di prodotti ne avete molti? Ne abbiamo molti, sì. A me è stata posta la domanda più difficile, ossia come difendere la redditività dell'azienda agricola in questo Ricordo Vittorio Bardelloni, rappresenta Corteva. Di Corteva, sì. Specifico fungicidi, se non erro. Sì, esatto, ero tecnico dell'Emilia Romagna fino a pochi mesi fa, da pochi mesi marketing fungicidi. E come vi dicevo, a me è stata un po' posta la domanda un po' più difficile, come difendere la redditività dell'azienda agricola in questo contesto. Non ho la risposta, ovviamente non ce l'ha nessuno chiaramente, perché è la sfida poi quotidiana che vi trovate voi e ci troviamo poi anche noi ad affrontare tutti i giorni. Sicuramente ci sono tanti modi, alcuni sono già anche usciti dai commenti dei colleghi, e secondo me il più importante di tutti in questo contesto mondiale di incertezza è di rivolgere un occhio al locale, quindi coinvolgere i contratti di filiera, spostare l'attenzione da quelle che sono la quantità a quella che è la filiera e la tracciabilità, passando anche per quella che è un'educazione del consumatore, e quindi qua penso ai lavori importanti che fanno le associazioni per far comprendere quello che può essere un plus valore a livello di prodotto finito ad un consumatore che magari non riesce a comprenderne ancora quello che è il valore. Quindi questa secondo me è la cosa più importante, lavorare sui contratti di filiera. Bisogna poi difendere quello che è il margine, che è ancora di più messo in difficoltà da quelli che sono i trasporti, i mezzi di produzione. E come possiamo farlo? Secondo me possiamo farlo cercando di ottimizzare i costi, e non vuol dire non trattare, non fare, vuol dire ottimizzare quello che noi abbiamo con le tecnologie che vengono in nostro supporto, quindi parlo di agricoltura di precisione, parlo di non gestire più il campo a occhio come si poteva fare, perché giustamente adesso il concime, il prodotto fitosanitario sono estremamente costosi e vanno razionalizzati. E infine entro con quello che è il lavoro di una multinazionale come Corteva, ancora l'innovazione, perché purtroppo le normative non ci vengono in soccorso neanche in questo contesto qua. Abbiamo visto negli anni, non solo su cereali ma su tante colture, quelle che sono le molecole che abbiamo perso, e dal punto di vista delle aziende come Corteva o come aziende che lavorano nel chimico, investire su una molecola è estremamente costoso. Guardavo i dati qualche giorno fa, 10 anni fa mediamente portare una molecola sul mercato costava per un'azienda 240 milioni di euro, dal momento in cui la scoprono al momento in cui è registrata, e parlo dei costi di 10 anni fa al netto dei costi di difesa poi dal punto di vista politico. E quindi questo capite che è un lavoro che porta non solo tanto costo in termini monetari ma anche in termini di tempo, perché ci vanno dai 15 ai 20 anni mediamente. Però noi non smettiamo di farlo, chiaramente non è facile, ma
Adesso penso all'ultima molecola che abbiamo portato 2 anni fa, dopo più di 20 anni siamo stati in grado di portare una nuova molecola nella difesa dei cereali, che è Inatrec-Active, quindi fenticoxamide. Lo stesso continuiamo a fare con i diserbi, quindi ancora quest'anno abbiamo portato 2 diserbi nuovi, anche pensando alla comodità di applicazione in campo, nonché alla facilità di gestione dal punto di vista della filiera residuale e delle rotazioni, e quindi dal nostro punto di vista non smettiamo di investire, per quanto sia difficile, anche in quella che è l'innovazione, per poter permettere poi anche la diversificazione in termini di qualità e di difesa del raccolto. Grazie Vittoria. Volevo capire una cosa, ma a livello centrale cosa vi dicono sul futuro? A livello centrale, come tutte le grosse aziende, siamo un po' in una centrifuga. Poi diciamolo chiaramente, siamo... Voi avete attraversato un periodo particolare, che ricordo è stato lo scotto di Pioneer. Siamo in fase di divisione da Pioneer, quindi è già stato annunciato, è stato ufficializzato lo scorso autunno, e adesso è stato poi ufficializzato anche il nome della seconda azienda che verrà formata dallo sgancio di Pioneer, che non avrà solo Pioneer come sementi, ma lavorerà nella genetica agraria in termini molto ampi, e genetica in generale, quindi puntano proprio a essere un'azienda di genetica, dove avranno anche industriali, tessili, frutta e via dicendo. Dalla parte invece Corteva rimarrà il chimico, rimarranno i biologicals, quindi la nutrizione speciale, e quindi anche noi siamo in continua evoluzione. Sicuramente dal punto di vista nostro Corteva europeo il lavoro più grosso è far difendere i nostri interessi anche al nostro interno rispetto a quello che può essere la mentalità di una multinazionale, che chiaramente è orientata a mercati estremamente in crescita, come possono essere il sud-est asiatico o le Americhe, dove le regolamentazioni non sono così stringenti e dove il business è anche molto più facile. Quindi anche dal nostro punto di vista, proprio come Corteva Italia e come Corteva Europa, noi siamo estremamente attivi al nostro interno per difendere i nostri interessi e portare innovazione anche in Europa. Un primo commento lo facciamo subito. Beh, innanzitutto ho la sensazione Però che... accendiamolo, che pare che sia gratis. No, ma è perché tu hai andato il tuo il mio potenziale, funziona proprio. Non so se via che non parte Condivido al 100% tutto quello che hanno detto gli amici rappresentanti delle varie multinazionali. Ho la sensazione che questi signori qua sappiano però che sono stati abbandonati dalla politica. Cioè, le istituzioni che dovrebbero affiancare le nostre aziende agricole in questo momento non lo stanno facendo, e quindi bene fanno i nostri rappresentanti, i nostri rappresentanti sindacali dalla CIA, Confagricoltura in questo caso, a protestare, perché effettivamente l'azienda agricola si sente schiacciata in questo momento, cioè non vede soluzione, perché seminanti, e vi posso garantire che questi sono signori che spendono, cioè non è che abbandonino o riducano, no, loro spendono per far cosa? Per avere un prodotto qualificato, perché sono tutti inseriti, o una stragrande maggioranza, in filiere che devono anche produrre qualità. Cosa fa produttori sementi peresani per dare anche delle risposte anche da un punto di vista tecnico? Beh, innanzitutto in questa fase noi puntiamo molto all'avere grani importanti, grani che producono e sono anche tolleranti a svariate malattie. E quindi io sono sempre alla caccia di varietà nuove, sono in contatto anche con tantissime con svariate società francesi, e quindi io seguo in particolar modo delle varietà importanti. Importanti dove? Importanti dal punto di vista produttivo e dal punto di vista monitorio. I grani che avete visto in questi giorni, che loro hanno visto, che tu hai visto, abbiamo visto stamattina, sono grani importanti, ma non sono parcelle, sono superfici, varietà che vengono, cioè sono su 30-40 ettari, quindi queste sono varietà molto importanti, e io sono continuamente alla ricerca di nuove varietà. Dopo io ho anche il compito di, oltre che di far produrre, ma di far selezionare da parte di grossi gruppi agroalimentari tipo Barilla mi deve dare l'ok da un punto di vista monitorio. Quando la varietà è produttiva e Barilla mi dà l'ok da un punto di vista monitorio, io inserisco il tutto nelle varie
nella filiera, in questo modo carta da mulino. Però diciamo, io ho dubbi obiettivi, ma è Barilla che fa l'assistenza tecnica a Bovolente in quei casi o Bovolente fa l'assistenza tecnica a Barilla? No, ti dico sincera la verità, l'altro giorno infatti c'erano loro e volevano capire come la strategia e disciplinare Arnaldo Bovolenta per arrivare a avere quei grandi in campo, perché effettivamente, oltre che qui su Ferrara, ma in Veneto addirittura ho la sensazione che siano ancora migliori di quelli che hai visto tu stamattina. E io mi sono rifiutato di dirgli cosa fa il disciplinare Arnaldo Bovolenta, perché? Perché dico, alla concorrenza vedi subito che se la prendono con qualche cosa, insomma, di mio ci metto anche per arrivare ad avere un prodotto qualificato. Questo dibattito, perché fare ancora un giro proprio tecnico, riprendendo da Benini in questo caso, Detman, perché vorrei capire quanto pesano, che voi siete dentro questi meccanismi, quelle tasse, quelle gabelle, quelle imposizioni che l'Europa ci ha addossato in questi anni. Mi sentite parlare moltissimo del CBAM, prima l'abbiamo studiato in realtà perché è complicatissimo, una cosa terribile, a un certo punto la fonte mi ha mandato un'equazione, e vabbè, non vi dico la reazione mentale, però obiettivamente questo tipo di appesantimento che grava ulteriormente sul mercato a conti fatti è veramente così decisivo nel comporre il prezzo di un fertilizzante, oppure è dibattito politico anche questo? Scusa, grazie. Buongiorno a tutti, sono Benini Francesco di EDFMA. Allora, la risposta in questo caso secondo me è ancora un po' da definire, cioè sicuramente gli aumenti sui consumi ci sono stati, come dicevamo prima, per tutti quelli che possono essere stati gli aumenti di quest'anno, quindi petrolio che poi va a influenzare le tecniche mediante le quali si confezionano appunto tutti i concimi, il gasolio per quanto riguarda i trasporti e tutte le spese che abbiamo avuto quest'anno. E sicuramente il CBAM ha influito molto e soprattutto secondo me anche a livello mentale per quanto riguarda un'agricoltura o un agricoltore, perché comunque sono tutte notizie nuove, sono parole, sono discorsi, sono pensieri, come dicevi te, un'equazione delle volte che ti viene già l'abbiamo anche riportato, se riuscite a capirla, io ci ho messo parecchio e non sono riuscito. E quindi secondo me anche a livello personale può avere più o meno peso. Sicuramente per quanto riguarda i consumi fertilizzanti ha avuto molto peso e secondo me sì, ha comunque influenzato anche quelli che sono i mercati, perché comunque chi l'ha capito, chi non l'ha capito, chi l'ha interpretato, chi non l'ha fatto, comunque è stato influenzato su una consumazione piuttosto che un'altra, sull'acquisto di un prodotto piuttosto che un altro. Senza contare che le strategie dei produttori non sono univoche in quel No, caso. assolutamente. Quindi sempre fatto nomi, però sono molto diversificati. Sì, ognuno ha le sue iniziali. Ecco, anche a lei però faccio una domanda che non è conclusiva ma tira le fila su un certo tema. Qual è il polso che lei ha avuto dai suoi clienti, da chi assistite, dalle aziende agricole, che in questo caso sono anche di una certa rilevanza, cioè Sì. No? E ricordava Bovolenta sono sotto, diciamo, la cappella della filiera, che di per sé rappresenta quel 8% di garanzia. Se scendiamo di Areale e andiamo al sud, lì di filiere ce ne fanno poche, e le reazioni sono molto diverse sul duro. Ecco, che tipo di polso ci può dare di questo mercato, che poi è anche presente in sala? Nel senso che se abbiamo letto di più l'85%, poi noi non amiamo molti comunicati stampa, cerchiamo anche un po' di capire le cose, non sarà tutto uguale, ma questo mercato è in grado, se aumenta ancora o se si mantiene su questo prezzo, il mercato italiano, di essere ancora un mercato agricolo? Secondo me sì, lo potrebbe essere perché, come dicevano prima anche i colleghi di Diachem, noi in quanto IDF siamo produttori, di conseguenza abbiamo grandi capacità di stoccaggio di materie prime e quindi di prodotti, il che ci può portare, tanto che questi prezzi non arrivano comunque alle stelle o avere cifre folli che a quel punto, giustamente uno dice, non so se il gioco ne valga ancora una candela, comunque ci permette di mantenersi ancora sul livello tale per cui rimaniamo competitivi sul mercato. Parlo sempre di ECMA appunto, e avendo grandi capacità di stoccaggio, avendo anche banchine al porto e grandi cisterne, diciamo che da questo punto di vista riusciamo a difenderci. Cioè bisogna aver fatto investimenti prima, diciamo, più che adesso. Adesso secondo me, non dico che è tardi, però comunque se uno ha le spalle larghe e coperte da prima, dal passato,
come può essere di EFMA, sicuramente ha una grossa mano. Ovvio che per nuove aziende o comunque realtà che possono essere in via di sviluppo, che non ci sono in questo spazio, comunque secondo me siamo tutti belli fondati, ecco, per una nuova azienda o comunque un nuovo tipo di mercato che si vuole introdurre, ecco, secondo me trovo diversi paletti. Stessa domanda più o meno per Fomet. Vi confesso che è un po' imbarazzante il fatto che delle aziende, parlo in plurale perché insomma poi lo rappresentiamo qui sul tavolo, che dovrebbero avere come mission principale quello di produrre bene, si sentono investite di questioni geopolitiche. Questo così, lasciatemelo proprio come pensiero, perché io quando vado dai clienti, no, una volta si parlava, anche adesso, di prodotto, di prezzo, giustamente, di condizioni, di questo e di quell'altro, però ormai il primo tema è sempre questo qui. Quando aprono le geopolitiche, la situazione, ma com'è possibile, e insomma si rischia di perdere un po' il filo della vera questione. Allora io cerco di planare a quello che ci compete, cioè il terreno, e quindi anche per quel che posso rispondo. Sì, la questione del CIBAM, che insomma, mi aggancio a quello che ha detto il collega, a parte che riguarda soprattutto solo, almeno per adesso, alcune matrici minerali che arrivano extra CE, e quindi sicuramente il fatto che l'Europa abbia delegato extra CE la produzione chimica, eccetera, eccetera, insomma, adesso non la voglio far lunga. Oggi si capisce che è stato un errore enorme, ma insomma non devo essere io a doverlo dire, però oggi si tocca con mano, e secondo me ne stiamo facendo altri in questo momento che toccheremo fra 10 anni, come sta questione dell'elettricità a tutto spiano, ma ho l'impressione che questo avrà una ripercussione piuttosto importante in senso negativo, però, e per certi aspetti lo stiamo anche già vedendo. Si riferisce al fotovoltaico o? No, mi riferisco alle auto. Ah, okay. Ma è un discorso generale, ma che però oggi si vedono certe decisioni, gli effetti negativi di certe decisioni molto radicali degli anni passati, adesso ne stiamo facendo molto radicali in questo momento qui. Va bene fare il giardino d'Europa, però ho l'impressione che ne pagheremo ancora di problemi di questo tipo. Ma stiamo al terreno. Sì, liberarsi del CIBA non lo so, non dipende da noi, non credo. Hanno fatto un pasticcio perché che il ministro ha detto 3 volte che l'avevano programmato. Sì, vabbè, insomma, adesso io non entro nelle voci politiche, dico solo che da aziende a gennaio, al 1° di gennaio ufficialmente veniva applicato, ma tu non sapevi quanto dovevi applicarne e quindi te lo applicavano a posteriori. Quindi io capisco le aziende agricole, ma provate a mettervi anche nei panni delle aziende che producono e che quindi, come abbiamo detto più di qualcuno di noi, cercano di fare anche programmazione per i magazzini, per acquistare in maniera decente le materie prime, e non sanno, e le comprano al buio. Ok? Quindi è molto complicato. C'è un altro aspetto che sicuramente appesantisce, è la burocratizzazione, vale per le aziende agricole, ma le aziende che producono ne hanno altrettante, quindi, e questo ovviamente uguale costi, personale, tempo, complicazioni, eccetera. Allora, cosa si può fare, cosa dobbiamo fare? Lo ripeto perché sono arrivati degli amici che in campo ci vanno tutti i giorni. Credo che finché insomma questo è il momento riferito ai cereali, l'errore primo da non fare è non fare, no? Allora, siccome i concimi costano tanto, quest'anno non concimo. Allora, siccome il gasolio è molto alto, quest'anno non aro. La soluzione ovviamente... Nel caso dei disavanti diventerà la mondamano. Insomma, poi ognuno ovviamente cerca di vedere meglio il proprio settore. Bisogna studiare di più. Noi in produzione,
e voi in campo. Cosa significa studiare di più? Studiare di più le pratiche agronomiche è un termine che si studia all'università, ma poi di campo magari se lo dimentica. Perché? Perché si corrono dietro alle soluzioni immediate e veloci, al prodotto che risolve il problema. Anche noi aziende proponiamo spesso in questa maniera, questo va detto. Quindi FOMET, io l'ho detto anche prima, primo errore da non fare è non fare. Seconda cosa, noi proponiamo ovviamente quest'anno un indirizzo più sulle concimazioni organiche, perché l'organico, per quello che ci riguarda, ha una provenienza territoriale, quindi risente meno di tutte le questioni di cui abbiamo parlato fino adesso, e quindi anche sui costi, seppur sono un po' aumentati per questioni energetiche, perché poi c'è anche una lavorazione energetica, ma non certo con quelle percentuali di aumento che ci sono sul mondo minerale o organo minerale. Io credo che quest'anno è un anno buono, ovviamente bisogna entrarci nella mente, ma di fare anche delle concimazioni organiche sulla rottura delle stoppie, ad esempio. Quindi perché? Perché aiuta a creare un substrato dove la coltura successiva, che sia grano, che sia orzo, tenero, duro, quello che è, ma potrebbe essere anche il mais stesso, se ne avvantaggia. Quando un terreno è gestito bene, la coltura se ne avvantaggia, quindi potrei concimare sì un po' meno dopo, ma perché ho lavorato bene prima. Alcuni prodotti, chiamiamoli biostimolanti o comunque mirati, prodotti liquidi mirati da utilizzarsi in corrispondenza del primo diserbo post emergenza, quindi quando c'è ancora la radicazione in corso, piuttosto che quando siamo nell'accestimento, sono prodotti che tutto sommato hanno dei dosaggi, ripeto, molto contenuti, possono avere per l'unità di chilo un prezzo che un attimo uno si dice ma così tanto, ma poi se si va a vedere il costo all'ettaro non è in realtà così elevato, e spesso sono miscibili con i trattamenti stessi, quindi si fa un unico passaggio. Quindi lavorare molto con questi passaggi mirati, quando dico studiare, ma lo dico anche a noi stessi, intendo dire aggiornarsi su queste cose, perché a volte, soprattutto in certi settori, perdonatemi, ma e quelli estensivi un po' lo sono, c'è un pensiero un retaggio un po' antico, vecchio, non so, passatemi un po' questo termine, anche se sono d'accordo con Arnaldo che insomma io le aziende che ho conosciuto attraverso di lui sono delle signore aziende, quindi i mezzi e gli strumenti ci sono assolutamente, però non è semplice. Non è semplice. E perdonami, volevo completare con questa cosa. A volte i prodotti hanno una quota di costo che non si vede, cioè che non viene capita, ma c'è dentro, e che raccoglie quella che è la condizione della tracciabilità di un prodotto. Oggi, ma anche qua lo comprendo, spesso si va su soluzioni semplici. Adesso sto nel mio, digestati al primo che arriva, prodotti che addirittura ti arrivano gratis, prodotti che ti arrivano che te li distribuiscono anche. Attenzione, ecco, poi ognuno è padrone in casa sua. Attenzione, perché magari un anno può anche andare bene, ma quello che invece per noi è la cura della tracciabilità, le certificazioni che hanno un costo, una complessità, hanno l'obiettivo non che io ci devo lucrare sopra, ma è quello di dare alla fine un prodotto di cui io so raccontare tutta la storia e che serve a dare sicurezza a quello che poi voi andate a produrre, perché poi il grano stesso va in filiere importanti dove il concetto della sanità, insomma di quello che si sa essere stato usato è fondamentale. Credo che tutti, no? Noi, ciascuno per il proprio, io ci credo veramente, cioè le aziende stanno investendo molto sul cercare, poi va bene c'è anche l'opportunità commerciale, ma ci mancherebbe altro, ma stanno molto investendo
sul cercare di trovare delle soluzioni, delle forme mirate, appunto, perché poi la questione anche dell'agricoltura di precisione non è che ce la siamo inventata noi. A monte ci sono delle normative, le normative recano delle sovvenzioni, le stesse aziende aderiscono a queste sovvenzioni e quindi devono, eccetera, eccetera. Quindi il nostro lavoro sta diventando, da un certo punto di vista, anche più interessante, nuovo, innovativo, insomma, finalmente si cerca delle cose nuove. Il grande scoglio è poi tutte queste cose che io metto sul tavolo nuovo nel cassetto, come le faccio ad arrivare nell'azienda agricola finale, quando cerco dei tecnici ed è molto complicato trovarli. Adesso non faccio disamine, ma insomma, molte aziende, insomma, ho conosciuto alcune aziende qua, c'è da farsi, cioè c'è veramente da ringraziare le competenze che ho conosciuto, ma ci sono tante aziende non fanno un'analisi del terreno da 20 anni, fanno impianti nuovi di kiwi, di vite, e non fanno un'analisi del terreno che per i prossimi 20 anni non lo toccano più. È molto difficile, e ovviamente come azienda privata si cerca, laddove si trovano, di assumere dei tecnici, di formarli e di portarli avanti. Altro impegno finanziario importante, perché è giusto che poi queste persone abbiano, insomma, il giusto riconoscimento, ecco. È molto complesso, però, scusatemi, non voglio andare lungo, però il nostro settore credo che ancora abbia delle forze, delle risorse dove vale la pena lavorare, perché se andiamo a vedere altri settori che sono in fortissima difficoltà, lì oggi ci sei, domani non ci sei più. Qua c'è la terra, come mi raccontano loro, qua c'è la terra, e finché c'è la terra qualcosa facciamo. Qual è la reazione mentale ed economica alle travessie in corso? Innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie Paolo e grazie a Arnaldo. Sono Andrea Pedrazzini, responsabile tecnico operativo, quindi seguo più la parte tecnica operativa, e ho l'onore di coordinare la squadra dei tecnici dei field marketing. Dico ho l'onore perché ho anche la possibilità di vedere anche più areali d'Italia, di confrontarmi, e penso che, un po' come è stato detto, la parte tecnica sia importante fare formazione, ma soprattutto è fondamentale poter avere uno scambio continuo con le persone sul territorio, con le aziende agricole, con i tecnici, con i rivenditori. Un po' la dimostrazione anche l'incontro di oggi, ma tutte le attività che vengono fatte, anche perché sì, bisogna studiare, per fortuna è sfidante ma anche un po' stimolante per chi è appassionato della parte tecnica. Di continuo bisogna studiare delle soluzioni diverse, nuove, cambiamenti vari, difficoltà, e poi non esistono strategie uniche da integrare, soprattutto poi lato anche nutrizionale speciale, ma vanno calate su ogni territorio. Quindi penso che sia da una parte nostra importante valorizzare anche questo aspetto, perché è importante l'investimento che fanno le aziende. Nel nostro settore comunque, se non sbaglio, anche più alto rispetto ad altri settori della chimica, l'investimento in termini di ricerca e di innovazione, tutto quello che fanno le aziende come Diachem. Però credo che sia importante al pari anche investire sulle persone. Adesso ad oggi abbiamo una squadra tecnica, ma penso che l'investimento sulle persone sia importantissimo anche per uno scambio veramente continuo di informazioni che non deve smettere mai, e lo dimostra appunto. La domanda però la dovrei fare a Salvini, perché è la proprietà, ma per quanto tempo si può investire sulle persone se il mercato flette? Come diceva prima, se ci si ferma si è perduti, quindi per forza adesso. No, guardiamo anche qualche segnale positivo, voglio dire. È fondamentale investire sulle persone, anche perché appunto ci sono dei segnali, diciamo, che ci fanno ben sperare, diciamo. No, li dica anche a noi che c'è un frangente, c'è ovviamente un momento contingente difficile, però voglio dire, non guardiamo solamente questo momento qui, cerchiamo di guardare sempre, le aziende devono sempre guardare un pochino avanti.
Noi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto, ma penso anche a moltissime delle aziende che sono qui sedute al tavolo. Qualche anno fa, nel 2017, abbiamo acquisito una piccola realtà in Olanda che fa estratti vegetali, e con questo ci siamo messi a fare, anzi lo faceva già, ma abbiamo ovviamente migliorato tutto il processo produttivo portando poi le produzioni qui in Italia da noi a Caravaggio. Facciamo prodotti per l'ambito, la chimica verde, quella che è la chimica verde, comunque, prodotti a base di estratti vegetali. Uno di questi è quelli che Arnaldo sta utilizzando in grandi quantità. Questo perché vediamo che comunque la chimica convenzionale ha qualche difficoltà, no? Burocratica, diciamo, di ottenimento, registrazioni, nuove molecole ce ne sono davvero sempre meno, ce ne sono. E quindi questa è una frontiera, non è più nuova ormai, è una frontiera ormai direi proprio attuale. E quindi se non investi con persone e personale su questo ambito, la vedo dura. C'è anche un aspetto, e questo è l'aspetto un pochino positivo, la speranza che abbiamo, è che c'è un sistema regolatorio che oggi è davvero in una situazione difficile per i tempi enormi, ampi per ottenere una registrazione. C'è un pacchetto, diciamo così, di semplificazione chiamato, come si dice, Food and Feed Safety Omnibus, che arriverà presumibilmente, sarà votato dalla Commissione Europea entro la fine dell'anno, si dice. Poi non è finita qui, perché c'è tutto da mettere a terra, tutta la parte, diciamo, tecnica, però diciamo già un segnale è positivo, quello che questa semplificazione arrivi a livello di biocontrollo, ma arrivi anche a livello di procedure normative. Torno un attimo a Pedrazzini per lasciarlo concludere su un aspetto di pura assistenza tecnica. Siccome siete partner, faccio la domanda più difficile. Grazie. Allora, no, stamattina Vovolenta ha aperto gli occhi, mi ha fatto vedere del grano tenero e ha detto trattato con biostimolanti. Reazione mentale mia, ma allora funziona. No, nel senso che ne parliamo tantissimo sul grano italiano, ma anche tutte le riviste. Però ci portiamo dentro il retaggio del ma. Ecco, adesso ce lo dice Pedrazzini, perché poi Vovolenta ha mostrato un campo di grano sicuramente eccezionale, però se lo sai utilizzare evidentemente puoi utilizzarlo con profitto. A che condizioni nei seminativi, questo tipo di grandi colture, un biostimolante è realmente un alleato dell'agricoltore? Scendiamo più nel concreto. Allora, è un alleato per l'agricoltore in quanto vai a ottimizzare la possibilità di poter utilizzare poi dei prodotti che performano poi al meglio la pianta dal punto di vista radicale, di un bilancio energetico, e quindi la preparano al meglio anche nei confronti di quelle che poi possono essere le possibili avversità a seguire. Però è detto bene, perché bisogna utilizzarlo bene, bisogna individuare il prodotto giusto per la reale, per la cultura corretta. E questo è quello che come si fa a individuarlo? come Cioè, si fa? A me che non capisco nulla, No, però forse è utile anche per un agricoltore. È una domanda molto interessante, perché penso che sempre con l'assistenza tecnica che noi portiamo avanti e il confronto, perché anche pensando all'incontro di oggi mi è venuto un po' in mente qualche anno fa, quando con Arnaldo avevamo impostato anche diverse prove in passato con alcuni di questi formulati, e parlo probabilmente ancora del 2018-2019, quindi sicuramente ci vuole anche tempo dal punto di vista tecnico, non solo per l'innovazione del prodotto, della parte di ricerca e sviluppo pura, della parte formulativa, ma poi della messa in pratica del prodotto. Questo lo facciamo con attività di ricerca, con centri di saggio ovviamente, enti di ricerca, per andare ovviamente a raccogliere informazioni e dati. E quello che abbiamo fatto anche in passato è capire il posizionamento e il corretto funzionamento soprattutto
del prodotto, piuttosto che tutti gli altri aspetti poi pratici che sono legati alla selettività, alla compatibilità, alla possibilità di utilizzare questo prodotto senza rientrare ovviamente in campo, quindi andando a performare questo tipo di attività. E penso che sia importante, fondamentale, pensando proprio a quello che è stato fatto in passato, a quello che stiamo facendo adesso, e bisogna continuare per quello che poi arriveranno come nuove soluzioni, piuttosto che altre tecnologie e innovazioni, come citava prima Paolo, che arrivano anche da esperienze fuori Italia, che poi via che nel tempo si è portata a casa, andando a acquisire delle aziende specializzate in appositi prodotti, quelli a base di estratti vegetali, ma anche andando a perfezionarli, standardizzarli, e anche, se possiamo citare, anche la nuova e recente inaugurazione di un impianto che è dedicato esclusivamente a queste formulazioni liquide e prodotti della linea Pireco, che sicuramente sono di per sé anche complessi perché contengono numerosi estratti vegetali, quindi conoscere il prodotto e poi calarlo nella pratica non è immediato, non è banale. Senza farlo sentire dubbi, se i dubbi ci mettono tanti soldi perché funziona, funziona. Quali stimolanti scegliere, perché se è vero che funzionano nei seminativi? Perché in altre colture forse il gioco è più facile, però. Allora, partendo dal presupposto che comunque ogni azienda che produce biostimolanti e produce una vastissima gamma, e come dicevamo, con matrice organica all'interno diversissime, che siano alghe, che siano più ne ha più ne metta. E sicuramente la collaborazione e la conoscenza del territorio è una parte fondamentale per questo processo, e soprattutto, secondo me, la relazione anche con l'agricoltore stesso, perché sì, uno può avere tutta la formazione tecnica del mondo, ma, come diceva il collega, essendo presenti sul territorio noi vediamo tutte le varie patologie che possono esserci, le problematiche, quindi magari stress, temperature, tutto quello che ci può andare dietro. E sicuramente, appunto, avendo tantissimi prodotti mirati, si può andare a, passatemi in termini, curare, diciamo, un attimino quelle che possono essere tutte le varie problematiche di una cultura. E il biostimolante, sì, come dicevamo prima, può magari a prezzo al chilo costare, però ti evita sicuramente di fare passaggi inutili, quindi sprecare della benzina, del carburante, e soprattutto se si lavora sul discorso di innovazione, quindi miscibilità con riserve fungicidi, può essere un'altra cosa. Lei è stata anche avuto molteplici contatti con la clientela come assistenza tecnica in Emilia Romagna, quindi ha visto nascere, tra virgolette, quella che all'inizio era una moda o comunque qualcosa, una specie di UFO. Adesso a che punto siamo? E Biologicals sta facendo investimenti, quindi ci credete? Assolutamente, come dicevo prima, noi investiamo, quindi investiamo sia in Biologicals, dal nostro punto di vista abbiamo acquisito 2 aziende nel 2024, quindi una americana che era la leader negli Stati Uniti per quanto riguarda la nutrizione speciale e una invece spagnola per quanto riguarda invece i microrganismi, quindi loro lavorano molto con i microrganismi. E ci abbiamo creduto già prima dell'acquisizione, perché avevamo iniziato con la distribuzione di alcuni prodotti, e dopodiché abbiamo visto che il mercato era sicuramente promettente, quindi abbiamo deciso di investire anche poi con l'acquisizione. Stiamo continuando ad investire perché queste aziende portano non solo prodotti di nutrizione speciale, ma anche agenti di biocontrollo, quindi parlo di sostanze attive, perché a tutti gli effetti lo sono, perché seguono un regolamento delle sostanze attive, che poi però entrano in quella che è la gestione biologica, perché si tratta appunto di organismi che vanno a parassitizzare o a competere con quelle che sono le patologie. E questo è molto importante perché mi collego a quello che hanno detto anche i colleghi prima, non esiste più il prodotto giusto per tutti i contesti, per tutti i momenti. Diventa estremamente importante da un lato quella che è la ricerca e gli investimenti dal punto di vista dei biologicals, dal punto di vista anche delle sostanze attive e delle formulazioni, perché nel momento in cui una sostanza attiva ci mette 20 anni ad arrivare e costa all'azienda come all'agricoltore molto, ogni grammo di quella sostanza attiva deve andare a target, quindi è importante anche l'investimento sulla formulazione e quindi diventa fondamentale il ruolo del tecnico in azienda, del tecnico dell'azienda che fornisce poi supporto anche ai tecnici che sono sul territorio e questo
permette di estrarre il maggiore valore da questi prodotti, perché chiaramente il mercato è saturo sia di principi attivi che sono di dubbia provenienza, sia anche di biologicals e biostimolanti di dubbia provenienza. Quindi chiaramente avere delle aziende che ci mettono la faccia e investono costantemente, come fa Corteva e come fanno anche tante altre aziende, questo dà garanzia anche di supporto poi tecnico all'azienda, perché noi ci mettiamo sempre la faccia e nessuno poi lascia da solo l'agricoltore, e prontamente forniamo suggerimenti su quelle che sono le migliori condizioni di utilizzo a seconda dell'annata, perché purtroppo lo vediamo, il clima insieme ai mercati non ci vengono in aiuto, certe infezioni partono prima o arrivano molto tardi, abbiamo delle malerbe che arrivano ancora prima che si sviluppi il grano, cioè abbiamo visto dei campi di papavero che non dico che fiorivano prima che il grano accestisse, ma quasi ci siamo. E stessa cosa per quelle che sono le malerbe, che sono delle recrudescenze che conoscevamo ma che erano controllate magari da certi principi attivi, ma che adesso non lo sono più. Quindi anche l'investimento in prodotti flessibili, miscibili, che vanno a essere, che possono essere posizionati ad esempio dalla seconda foglia fino al secondo nodo, comunque con un ampio calendario di applicazione, quello è molto importante in fase di sviluppo. Adesso parlo ad esempio del nostro ultimo diserbo, che è lo Zipar Trio, che insomma stamattina ho sentito esatto. Cose che voi umani da voi esatto, quindi Arilex con Pyroxulam e Florasulam, uno Zipar più senior per intenderci. Lì noi abbiamo pensato a quella che è anche poi la praticità per l'agricoltore, perché purtroppo noi diciamo diserbare presto ad alta dose, però il clima tante volte non ti permette di entrare in campo, magari sei preso a fare qualcos'altro. E quindi abbiamo cercato di investire su un prodotto che non solo fosse semplice da utilizzare, quindi 100 grammi ettaro, pensando anche alle superfici che voi vi trovate a gestire, portarsi in giro 100 grammi ettaro è molto più facile che portarsi in giro 1 chilo ettaro, e in più che fosse anche facilmente miscibile e posizionabile con un ampio calendario. Quindi abbiamo pensato questo prodotto qua che poi possa essere anche posizionabile insieme ai biologicals. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo quando andiamo a sviluppare dei prodotti, perché non c'è solo l'esigenza agronomica, quindi quello che noi dobbiamo fare, ma c'è anche poi l'esigenza ambientale, c'è anche poi l'esigenza di filiera, quindi il rispetto dei residui, il rispetto delle rotazioni, perché quello che vado a fare dopo magari sono costretto a cambiarlo in corsa, non l'ho programmato, e quindi applicare dei prodotti che non mi danno problemi poi di residualità anche sulle colture successive per noi è molto importante. Quindi cerchiamo sempre di avere questo in mente quando sviluppiamo dei prodotti, sia biologicals che vivi. Tornerei un attimo sul tema della formazione, proprio per la sua precedente esperienza di assistenza tecnica. E nel vostro caso avete due ordini di problemi: poche sostanze attive e resistenze. Il tema della formazione intercetta, dell'assistenza intercetta anche il secondo corno della questione, perché è vero che l'Europa è a ricaduta, il nostro paese non ci consente di utilizzare tutto quello che utilizzano gli altri, ma poi inserito nella banca semi che abbiamo, tutto ciò genera altri effetti indesiderati. Voi che strategia avete in questo momento? Lei si occupa specificamente dei fungicidi, le chiedo un approccio ad ampio raggio tutto il portfolio. Come pensate di affrontare questo problema? Sono numerosi i prodotti che avete sul grano. Certo, no, grazie. Tra l'altro è una bella domanda, perché talvolta parlando anche con i colleghi ci viene da ridere tristemente, perché da una parte c'hai l'IPM che ti dice di alternare le sostanze attive, di alternare i meccanismi d'azione, e poi dall'altra parte hai un sistema che ti lascia con 2 meccanismi d'azione e poi hai anche l'agricoltore. Questi signori qua hanno tutti agronomi, conosco aziende che sono strutturate diversamente, quindi che ci fanno passare messaggi forti e chiari. Ci domandiamo se le stesse persone hanno fatto la stessa cosa e se avevano bevuto probabilmente prima di fare, però è un problema oggettivo, quindi che ci troviamo ad affrontare. Noi come lo affrontiamo? Lo affrontiamo innanzitutto con la ricerca, quindi partiamo dal conoscere molto bene quelle che sono le nostre molecole, quelle che sono le nostre formulazioni, e conoscendo qual è il modo migliore di utilizzarle nella strategia, quindi andando a studiare anche quelle che sono le altre possibilità presenti sul mercato
E quindi quando noi andiamo a fornire assistenza tecnica, chiaramente noi puntiamo a posizionare il nostro prodotto, è il nostro obiettivo, noi lo dobbiamo vendere, investiamo molto con Univoc, con Quest-RT, con Zipper Trio, però è importante conoscere anche gli altri prodotti presenti sul mercato, questo per garantire comunque un consiglio tecnico che sia completo all'agricoltore e quindi permettere da un lato il miglior utilizzo del nostro prodotto, ma che deriva anche dalla conoscenza di quelli che sono gli altri prodotti, quindi cercare di capire come il nostro prodotto si può sposare al meglio, magari con un biostimolante o con un concime, quindi, o come alternarlo al meglio nelle annate o nelle linee. Adesso penso alla barbabietola, Univoc è registrato su grano, ma è registrato anche su barbabietola. Su barbabietola è molto importante la gestione della resistenza della cercospora, e quindi lì diventa ancora più importante capire come Univoc si inserisce all'interno della strategia con altri prodotti sistemici e quindi consigliarlo al meglio. Grazie Vittorio. Cosa faremo senza urea in pianura? Ma insomma, a parte toglierla, sicuramente c'è l'aspetto dell'inibizione, no? Si parte da quella situazione lì, quindi se non mi sbaglio dal 2028 c'è l'obbligo di utilizzare l'azoto minerale soltanto nella forma inibita, e anche questo ad esempio è un percorso che, adesso io parlo di noi, per quello che riguarda il mondo minerale che noi trattiamo, abbiamo già intrapreso, abbiamo a nostra volta investito, perché l'anno scorso nel 2025 abbiamo speso circa 400.000 euro per un impianto di miscelazione, che però non è un impianto di miscelazione a betoniera classico, diciamo così, perché ma ha piani inclinati, adesso detto in questo modo, però qual è l'obiettivo? Questi piani inclinati che trasportano le materie prime che vengono messe insieme evitano che si crei polvere, quindi strusciamento, quindi polvere, e soprattutto con l'ottica che poi ci possa essere l'inibizione o la pellicolatura, si evita che il pellicolato venga rovinato. Sembra facile raccontarla, in realtà se voi verreste in Fomete trovate un capannone intero dedicato a questa cosa, semplicemente perché dei granuli tra di loro non collineano, non facciano polvere e la pellicola non si rovini, ok? Cioè, questa cosa, ecco. E quindi dietro c'è ancora una volta un investimento, ancora una volta una scelta precisa di farlo in un certo modo piuttosto che una passatemi il termine, semplice betoniera, perché sappiamo poi che quando si va in campo non deve esserci la polvere, il pellicolato, se io ti dico che è pellicolato, deve esserlo, perché poi deve anche funzionare in un certo modo. Cosa succederà? Il costo. Perché ho visto un'indagine economica recente. Se esagerarci tanto attorno, mediamente rispetto ad un prodotto minerale normale, quando vai a fare un'inibizione viaggi intorno ad altri 50 euro a tonnellata in più, poi possono essere 45, 40, 55, ma l'ordine di grandezza è quello lì. Parlo di inibizione, poi la pellicolatura è un'altra cosa ancora. Cosa succederà? Insomma, ancora una volta a me dispiace, ma non è che la risposta precisa c'è. Sicuramente, questo direi perché già è in atto, c'è uno spostamento su pratiche agronomiche che guardano molto l'utilizzo anche, non solo, ma di sostanze organiche. Adesso non è che per forza devo sempre alzare la bandiera nostra, anche se onestamente qui siamo ed è giusto farlo. Però di fatto è così. Anche poi adesso lì si tratterà di mettere un po' di ordine da quelle che sono le sostanze organiche classiche e dai letami, finché ci sono, perché il tema delle stalle è un altro grandissimo tema. Come sono questi letami? Ci sono le farine proteiche, le farine di carne, le farine proteiche, un mondo che ad esempio è locale, ma risente molto del costo gas, perché le farine di carne vengono prodotte attraverso un sistema che è energivoro dal punto di vista del gas. Tutto il mondo dei digestati che è esploso negli ultimi anni e che però vive di un'economia, passatemi un po' il termine, un po' forte, ma parzialmente drogata, perché ci sono incentivi, ci sono sostegni, ma appena quelli vengono meno ci sarà un grosso problema
e inoltre in quel settore lì c'è una tracciabilità, ecco perché prima l'avevo anche citata, che non è proprio il massimo della trasparenza. E quindi attenzione, ribadisco, a certe operazioni dove qualcuno vi porta e addirittura vi paga lo spandimento, perché mi insegnate tutti che le cose gratis oggi durano, il regalo te lo danno una volta, ma poi non fa parte del mondo economico. Quindi cosa succederà? Probabilmente ci sarà anche, non so, come si può dire, un'accelerata diceva prima Arnaldo, sulle varietà, sulle ricerche varietali, che magari rispondano di più a minori input o che siano più resistenti a determinate carenze. E qui si apre il mare magnum delle possibilità, però se uno deve immaginare, guardando anche quello che in passato si è fatto rispetto a problemi del passato, la strada è quella lì. E il problema è, e chiudo, un po' lo si diceva l'anno scorso, un po' si diceva quest'anno, 2 anni fa, e alla fine lo diremo anche quest'anno, bisognerebbe che a valle di tutto i mulini e chi barile di turno detta di fatto il prezzo finale del grano, cioè si ricordasse un po' di questi aspetti, però poi lì glielo chiediamo con volenta. Qui mi fermo. Ma più che rivolgersi a Barilla, che Barilla è un agro, magari è un'agricoltura, ma magari che portasse il grano a 40 euro, ma ha delle logiche che io faccio fatica. Voi magari lo capite meglio di me, ma Barilla farà fatica ad incrementare di suo il prezzo. Già fa qualcosa con la carta del mulino che mette sul piatto della bilancia una ventina di milioni circa, questo è già tanto a mio avviso, però Barilla ha delle logiche internazionali che quindi si deve misurare sul prezzo internazionale. Il problema a mio avviso è un altro, qui è l'Europa che deve intervenire, questa è un'agricoltura che ormai è un'agricoltura di sussistenza, di assistenza, e quindi se ci manca l'Europa, altro che Barilla, siamo tutti freddi, questa è la logica, no? Non possiamo, il grano non può sussistere a questi prezzi qua, perché effettivamente rischiamo. E parliamo del Tenero. Parliamo del Tenero, Veneto in particolar modo, anche Emilia Romagna, il grosso è il Tenero, oserei dire il 90% è Tenero, il grano duro sta diventando un infestante, anche se secondo me potrebbe dare dei risultati importanti anche il grano duro. Ci sono aziende agricole che lo fanno ed è anche molto, molto bello in campo, ma cioè, a mio avviso, quando dico la politica ha abbandonato questi signori qua, non solo la politica nazionale ma anche europea, cioè qui se non arrivano a mettere in campo anche dei soldi reali per loro, questi qua non ce la fanno. E non ce l'abbiamo oggi. Sì, allora io sono d'accordo con tutti i colleghi, in particolare poi anche con Fomet, in quanto l'abbiamo riscontrato anche noi come di Effman. E di Effman ricordo che è una multinazionale che comunque nasce ancora nei primi del 1800, soprattutto lavorando quello che è il mercato del melasso della canna da zucchero al tempo. Quindi non è che arriviamo in un mercato dove la sostanza organica a noi era sconosciuta, anzi al contrario, noi arriviamo proprio da lì che è stata poi portata un'evoluzione strumentale di laboratorio e sviluppo di prodotti, in cui abbiamo notato appunto che l'utilizzo delle sostanze organiche, ma non è un fattore che è noto da poco, è noto da sempre. Il sistema suolo e il sistema pianta è un sistema che lavorano assieme, non possono lavorare in maniera completamente dissociata. Al contrario, la simbiosi che avviene tra il terreno e la pianta è coadiuvata da un insieme di batteri che ci sono nel terreno. Questi vivono per mezzo della sostanza organica e l'aggiunta o l'intervento con altre sostanze serve per aumentare la produttività, l'efficienza fotosintetica della pianta. I biostimolanti stessi di cui abbiamo parlato vanno incontro a questo. Secondo me la strategia che si porterà avanti e si continuerà ad aumentare sarà quella di trovare una sinergia completa, più complessa sicuramente, tra le varie tecniche. Sicuramente l'utilizzo delle sostanze organiche, noi tra l'altro trattiamo anche sostanza organica a pieno campo, in particolare il melasso, della Porlanda,
che è una borlanda tra l'altro ottenuta in questo caso soltanto attraverso lieviti, perché non si utilizzano neanche più i sali di ammonio per l'estrazione. Quindi tenori salini molto bassi, ci permette di utilizzare questo prodotto anche in associazione con complessi microbici, e quindi andiamo anche a sfruttare quello che possono essere gli azotofissatori direttamente al terreno. Penso che queste possano essere le tecniche che ci permetteranno in futuro di coadiuvarci meglio nelle produzioni del grano, intervenire abbassando magari anche dei costi, soprattutto nelle stagioni dove magari la materia prima minerale in questo caso può creare delle problematiche. Grazie, direi passare a Dubini per chiedere Sull'urea. all'imprenditore, ma la morte dell'urea. A parte che non è proprio il nostro core business quello dell'urea, però sì. No, ma rispetto ai biostimolati no, le chiedevo perché comunque si aprono, siamo sempre lì, cioè bisogna innovare e trovare prodotti che possano sostituire queste mancanze, d'altra parte se ci sono imposte non è che possiamo fare molto, però magari Andrea è più indicato a rispondere su questo testo. No, volevo solo integrare, nel senso che anche i prodotti citati in precedenza da Arnaldo, Stimuter e Penta 5A, entrambi vanno un po' nell'ottica perlomeno di migliorare quella che è l'efficienza dei nutrienti, andare a supportare al meglio un prodotto, lo Stimuter applicato per migliorare lo sviluppo radicale e il Penta 5A successivamente per andare proprio, come abbiamo visto anche dagli studi fatti da enti di ricerca, per migliorare per quelle che sono le unità adottate al solvente. Forse un aspetto, una considerazione legato ai biostimolanti riguarda anche la possibilità di accedere a degli incentivi che oggi magari sono legati più alle OP, ai piani operativi, ma sarebbe un po' allargare non solo a quelle che sono le culture orticole o frutticole, ma poter allargare veramente a quelle che sono le culture estensive importanti, per andare comunque a stimolare l'uso di biostimolanti poi in campo e quindi dimostrare poi a chi utilizza la bontà e la necessità poi di valorizzare la propria produzione.